Sindaco, quali problemi di un comune piccolo come il suo? Molti sono i problemi perché siamo territori già marginali dal punto di vista logistico, per cui c'è l'impressione che la normativa che porta ad associare tutti i servizi a centralizzarsi in zone più popolose fa crescere questa paura di marginalità e quindi di essere dimenticati. L'importante è cercare di trovare un equilibrio perché è giusto associare i servizi in quanto consentono una maggior specializzazione da parte dei dipendenti e dunque anche una ottimale risposta a quelle che sono le esigenze dei cittadini. Però d'altro canto allontanando il centro decisionale dal territorio, il rischio è appunto che il territorio non sia abbastanza considerato. In questo momento poi i problemi di tipo economico che ha l'Italia e che in qualche modo incidono anche sui piccoli comuni fa sì che le risorse a disposizione per erogare i servizi minimi, perché già noi eroghiamo solo ed esclusivamente i servizi essenziali, sia sempre più difficili. Per cui è necessario, come ha fatto il mio comune, cercare di avere delle risorse proprie attraverso anche l'uso non improprio delle acque attraverso per esempio la creazione di centraline idroelettriche, in modo da avere quelle risorse per continuare ad operare nel territorio.